Siamo con il regista della compagnia teatrale Paco Mustela, una bella idea che finalmente trova la sua collocazione ideale. Parte da un'idea di aggregazione, trova pronta la vostra compagnia che la mette in scena, davvero importante. Grazie, sì, la nostra è una compagnia che da tanti anni opera sul sociale e abbiamo risposto con grande soddisfazione e felicità all'invito che Manolo Cattari ci ha proposto, e quindi insomma questo spettacolo e questo evento è nato proprio da una collaborazione fra noi e l'associazione di Manolo. Noi lavoriamo da tantissimi anni nell'ambito della disabilità mentale, organizziamo laboratori di teatro-terapia, abbiamo collaborato col Dipartimento di Salute Mentale da tantissimi anni e portiamo avanti appunto progetti in questo senso proprio nell'ambito sociale e della disabilità. È un mondo particolare, un mondo che però ha davvero sfaccettature incredibili. Chi meglio di voi e con la vostra sensibilità potete tirar fuori quello che è il meglio dalle persone, che poi la diversabilità ormai è diventata anche l'abitudine e il senso di appartenenza di tutti noi a quelle che sono le problematiche dei meno fortunati. Pierangelo. Diciamo che è molto più semplice di quanto si possa immaginare, perché questi ragazzi, queste persone con le quali noi operiamo hanno di per sé nel loro intimo tanto da dare, tanto da poter esprimere anche in ambito teatrale, ma soprattutto in ambito artistico, per cui per noi il lavoro è molto facilitato rispetto a questa cosa. E poi diciamo che questa è una prima parte di quello che seguirà, perché chiaramente è un progetto che già sai benissimo è mutuato addirittura oltre i nostri confini e perché no, potrebbe essere il trade union tra quella che è quell'idea iniziale di Manolo che adesso sentiremo e con la vostra, come posso dire, grande forza nel partecipare, nel proporre, nel produrre, mettere in scena un qualcosa che veramente vale la pena di vedere. Ricordiamo il nome, Gira Luna di Sardegna. Sì, dice bene lei, la cosa importante è proprio quella di partecipare, no? Nello sport poi questo è fondamentale e nell'ambito artistico vale lo stesso concetto. Grazie.